Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Messina, padre e figlio trovati morti in casa, i due di 90 e 50 anni sono stati rinvenuti in stanze diverse dopo l'allarme lanciato da un familiare. Nessun segno di violenza sui corpi, l'autopsia al Papardo chiarirà le cause del decesso. Trapani, ai domiciliari un dipendente regionale per incendio boschivo è accusato del rogo del 20 agosto 2025 che ha distrutto 83 ettari di terreno nei pressi del Bosco Scorace. La frana di Niscemi, il Papa prega per gli sfollati, i vigili del fuoco installano un nuovo campo, da oggi partono i recuperi dei beni nelle case evacuate. A Messina le dimissioni del sindaco Basile fanno partire la corsa alle alleanze in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. Calcio, il Palermo domani a Marassi sfiderà la Sampdoria rosanero con l'obiettivo di centrare il 12° risultato utile consecutivo. Serie C, il Catania verso una settimana decisiva, in programma 2 partite cruciali contro Cerignola e Siracusa, intanto si attende il saldo e la chiusura dell'acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo. Bentrovati e andiamo a Messina, apriamo il nostro telegiornale con il servizio su questa vicenda. Padre e figlio sono stati trovati morti in casa, si tratta di un uomo di 90 e uno di 50 anni, si trovavano in stanze diverse e l'allarme è arrivato da un familiare. Sentiamo. Sarà l'autopsia che verrà eseguita all'ospedale Papardo a sciogliere ogni dubbio. Al momento appare un giallo a Messina il ritrovamento di 2 cadaveri, padre e figlio, trovati morti nella loro abitazione. Ad allertare la polizia l'altro figlio dell'uomo, che non riusciva a mettersi in contatto da 2 giorni col padre 90enne e col fratello 50enne. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza. L'ipotesi è che si tratterebbe di un decesso per cause naturali, ma singolare appare la contemporaneità. Padre e figlio vivevano nella stessa abitazione, sembra però che entrambi avessero seri problemi di salute. I corpi sono stati trovati in stanze diverse. Non sono state trovate stufe e anche il gas era chiuso. Viene esclusa dunque l'ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio. Trapani è finito ai domiciliari un dipendente regionale accusato dell'incendio del 20 agosto, l'incendio boschivo che distrusse 83 ettari di terreno nei pressi del Bosco Scorace. Laura Spanò. Un trapanese di 54 anni, forestale dipendente di una struttura dipartimentale della regione siciliana, è finito ai domiciliari. Il provvedimento disposto dal GIP su richiesta della procura è stato eseguito dai carabinieri. L'accusa è di incendio boschivo. I fatti risalgono al 20 agosto 2025, quando un vasto incendio devastò 83 ettari di terreno nel territorio di Buseto Palizzolo, tra aree incolte e coltivati in una zona a ridosso del Bosco Scorace. Le fiamme provocarono un grave danno all'ecosistema, distruggendo colture, mettendo a rischio aree boscate e l'incolumità di molti animali da pascolo nella contrada Quasale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo quel giorno a riposo dal servizio sarebbe stato ripreso mentre appiccava le fiamme in più punti, ampliando il fronte del fuoco in zone non presidiate dalle squadre antincendio già impegnate su altri focolai. Le immagini documentano anche i momenti in cui l'indagato si sarebbe nascosto tra la vegetazione per sottrarsi alla vista dei mezzi aerei impegnati nell'operazione di spegnimento, prima di allontanarsi a bordo di un'auto guidata da un'altra persona. Col cellulare l'uomo poi avrebbe ripreso le azioni incendiarie, condividendo i filmati con altri colleghi. Adesso a Niscemi, oggi alcuni sfollati potranno recuperare nelle case oggetti personali. Intanto la frana non si arresta. Adelaide Barbagallo. A Niscemi la frana non si ferma e il paese resta in gran parte paralizzato. Ieri è stato installato un nuovo campo dei vigili del fuoco. Oggi pomeriggio partiranno le operazioni di recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate nella zona rossa, compresa tra i 30 e i 50 metri dal ciglio della frana. I vigili del fuoco accompagneranno i residenti per accessi brevi e controllati dopo le verifiche tecniche con strumenti in grado di rilevare anche minimi movimenti del terreno. Si prevedono tra i 60 e gli 80 interventi al giorno in base alle
condizioni di sicurezza e meteo. Continuano anche i sopralluoghi del capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina. Ogni giorno, intanto, in prefettura a Caltanissetta il centro coordinamento soccorsi fa il punto sulla situazione. Il fronte della frana ha superato i 4 chilometri e lo scivolamento del centro storico verso valle continua. Gli sfollati sono oltre 1500. Nella zona rossa restano interdetti 880 edifici. Ieri, durante l'Angelus, anche Papa Leone ha rivolto un appello alla preghiera per Niscemi e per i territori colpiti dal ciclone Harry, chiedendo vicinanza alle popolazioni colpite. Assicuro la mia preghiera per le popolazioni dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. In città intanto la tensione resta alta. Il movimento Nomuos, assieme a sindacati di base e cittadini, denuncia l'abbandono del territorio, anni di incuria, e sono in molti a ricordare il disastro del 1997, con case ancora oggi a rischio. Violenza nel pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Un infermiere è stato aggredito a calci e pugni da un 34enne che non voleva liberare una barella. Sentiamo Davide Sardo. La violenza irrompe ancora una volta in corsia, un pronto soccorso trasformato in teatro di follia e paura. Calci, pugni e minacce di morte contro un infermiere. È accaduto ad Agrigento, dentro l'ospedale. Non voleva liberare la barella, una barella occupata senza alcuna ragione sanitaria. Quando l'infermiere di turno gli ha chiesto più volte di scendere perché serviva per un'emergenza, il 34enne ha perso il controllo, è andato in escandescenze e ha aggredito l'operatore sanitario con calci e pugni. Nemmeno arrivo della polizia è riuscito a placarlo. Davanti agli agenti ha continuato a urlare, arrivando a minacciare di morte l'infermiere. «Ti taglio la testa!» avrebbe gridato a gran voce. Tutto è successo nella scorsa serata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo, agrigentino, disoccupato e senza fissa dimora, sarebbe solito bivaccare da tempo nell'area di emergenza, dormendo sulle barelle. Ma quella sera la barella serviva davvero ed è scoppiato il pandemonio. Il 34enne è stato arrestato dai poliziotti delle volanti della questura per minacce gravi e lesioni personali a operatore sanitario in servizio. Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, spiazzano una parte del centro-destra e di fatto fanno partire la corsa alle alleanze in vista delle regionali del prossimo anno. Manlio Viola. Parte da Messina la sfida in vista delle elezioni regionali del 2027 attraverso la prima competizione elettorale che conta, e a dare il via a tutto questo, rimescolando le carte, sono state le dimissioni di Federico Basile da sindaco della città dello Stretto. Non solo una sfida proprio per Messina. Il primo cittadino lascia per due motivi: da una parte si trova in minoranza in consiglio comunale e questo rende difficile ogni provvedimento. Succede da quando la Lega si è sfilata dall'accordo iniziale con Cateno De Luca. Basile lo ha detto chiaro lasciando l'incarico: sono stanco di dover combattere su ogni provvedimento. Ma il vero motivo politico è un altro. I sondaggi dicono, a Sud chiama Nord, che andare al voto adesso è più conveniente. Da una parte perché i movimenti locali come quello di De Luca vengono danneggiati dalla concomitanza delle elezioni contornate che vedono in campo i partiti nazionali. Dall'altra parte perché blindare entro l'estate Messina significa anche mettere una solida base da cui partire per l'assalto alla regione che Scateno ha già avviato da Caltagirone. A rimanere spiazzato però è Gaetano Galvagno, il presidente dell'Ars ed esponente di Fratelli d'Italia, che non ha mai nascosto l'amicizia con il luogotenente di De Luca, il sindaco di Santa Teresa di Riva e deputato regionale Danilo Lo Giudice, e sotto sotto contava di portare i voti proprio di De Luca nel centrodestra in caso di candidatura. 90 giorni di commissariamento adesso non sono molti. Il centrodestra insorge e prepara la battaglia, il centrosinistra pensa se allearsi già a partire da Messina. Bisogna cominciare subito a organizzarsi per le elezioni che cadranno fra maggio e giugno. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi rientriamo con il ricordo dell'apertura 40 anni fa del maxi processo contro Cosa Nostra. A tra poco. Siamo tornati in studio. 40 anni fa si apriva a Palermo il maxi processo contro Cosa Nostra, un colpo storico al cuore della mafia, tra assenze eccellenti, silenzi pesanti, e nasce la battaglia di Falcone contro l'organizzazione criminale. Desiree Ferlito.
Non erano tutti in aula quel giorno, mancavano i grandi boss di Cosa Nostra, latitanti, protetti da una Palermo piena di silenzi e complicità. Ma il 10 febbraio del 1986, con l'apertura del maxi processo alla mafia, lo Stato decise comunque di andare fino in fondo. Nell'aula bunker di Palermo sotto accusa per la prima volta l'intero sistema mafioso, nonostante gli assenti, nonostante i silenzi. Dei 476 imputati manca Totò Riina, arrestato 7 anni dopo. Manca Bernardo Provenzano, catturato 20 anni dopo quel processo. Con loro altri 80 nomi di primo piano. È un successo del pool antimafia guidato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un colpo senza precedenti al cuore di Cosa Nostra. L'inizio di una battaglia lunga, durissima, che porterà alla sconfitta dell'ala militare solo dopo le stragi del 1992. Una battaglia che però non è mai davvero finita, perché molti imputati di allora, considerati figure minori, sono tornati protagonisti negli anni successivi, come Settimo Mineo, che nel 2018 diventa il capo della cupola palermitana, o Giuseppe Guttadauro, il medico di Brancaccio per anni al vertice della mafia. Altri nomi, come Fratelli Graviano, custodiscono ancora oggi i segreti delle stagioni delle stragi e scontano l'ergastolo. Dal maxi processo nascerà anche la stagione dei collaboratori di giustizia, decisiva per svelare i legami tra mafia, potere e Stato. Quell'aula bunker segnerà una svolta storica, ma ha anche aperto una ferita profonda, un prezzo altissimo, la vita di quelli che ancora oggi sono l'espressione massima della lotta alla mafia, i giudici Falcone e Borsellino. Ed è morto ieri a Catania, a 78 anni, Angelo Attaguile, politico ed ex presidente del Calcio Catania. Ha ricoperto la carica nel club rossazzurro dal 1987 al 1990. Nato a Gran Michele, Attaguile, cresciuto all'interno della Democrazia Cristiana, nel 2013 è stato eletto dalla Camera dei Deputati in quota MPA, per poi passare primo in Sicilia alla Lega di Matteo Salvini. Cambiamo pagina, da Agrigento parte la tournée nazionale di Camicette Bianche, il musical che racconta la tragedia delle donne immigrate e dei diritti negati all'inizio del Novecento, una storia che dal passato parla al presente. Davide Sarto. Da Agrigento parte un viaggio nella memoria e nei diritti negati delle donne immigrate. È il Teatro Pirandello ad aprire la tournée nazionale di Camicette Bianche, il musical. La prima tappa è nella città dei templi, poi Palermo, Caltanissetta, Marsala, Napoli, Roma, Ascoli Piceno e Catania. Uno spettacolo originale scritto e diretto da Marco Savatteri che intreccia storia, emigrazione e diritti delle donne. Le emozioni sono molteplici perché uniscono un passato, un presente e speriamo anche un futuro florido per quello che queste donne hanno fatto per noi e che non sanno di aver fatto. Al centro della narrazione la tragedia di una fabbrica tessile di New York. Il 25 marzo 1911 morirono 147 persone, quasi tutte donne, molte siciliane e italiane. E noi tutti siamo migranti, sia nel tempo sia nello spazio, in qualche modo nelle nostre origini lo siamo, o nel nostro passato, nel nostro futuro, o comunque il fenomeno della migrazione è qualcosa che ci tocca in primissima persona e non possiamo esserne indifferenti. Lo spettacolo nasce dal saggio di Esther Rizzo, Camicette Bianche, oltre l'8 marzo, e riporta alla luce una memoria collettiva fatta di partenze, lavoro e diritti negati. È una storia importante perché ancora oggi si deve parlare di emigrazione come un fenomeno e non solo di un problema da gestire e da capire e da assecondare a volte con delle regole sicuramente. Si parla ancora oggi di diritti delle donne, di emancipazione femminile, di sicurezza sul lavoro. Le musiche uniscono tradizione popolare italiana e canzoni della comunità italiana d'America. Un racconto teatrale che trasforma una tragedia del passato in consapevolezza civile. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio, cominceremo con il Palermo che domani sarà a Marassi, a tra poco. E siamo al calcio, è già vigilia di campionato per il Palermo che domani a Marassi sfiderà la Sampdoria, rosanero che vogliono centrare il 12° risultato utile consecutivo. Marco Gullà.
Dopo la vittoria in rimonta del Monza di ieri sull'Avellino, il Palermo è tornato a sedersi al quarto posto. I punti di distacco dai brianzoli, secondi in classifica, sono 3. I rosanero non possono fare passi falsi. Domani sarà nuovamente campionato. A Marassi c'è la Sampdoria nel turno infrasettimanale. Siamo arrivati a 11 risultati consecutivi utili e questo secondo me è un fattore importante, perché vuol dire che la squadra ha trovato una sua continuità, vuol dire che la squadra ha trovato i giusti equilibri, e quindi ovviamente va dato merito all'allenatore che ha saputo infondere lo spirito giusto fin dal primo giorno. Ripeto, in questi campionati che sono molto difficili, la continuità è fondamentale. Il Palermo di Inzaghi è in striscia positiva da 11 partite, ma domani l'esame è di quelli tosti. La Sampdoria viene dalla vittoria ottenuta a Modena e l'ex Brunori si è pure sbloccato, segnando il suo primo gol in blu cerchiato. Tornerà Palumbo, che sabato ha scontato il turno di squalifica. Dopo la bella prestazione contro l'Empoli, Jonsen potrebbe partire titolare, tutti a supporto di Poyampalo, sempre più re dei marcatori in Serie B. Domani fischio d'inizio alle ore 19. E adesso alla Serie C, scelte definite per alcuni ruoli e ballottaggi, soprattutto in avanti per il Catania, in vista del Cerignola. Primi giorni di questa settimana, decisivi per il versamento del saldo e la chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo. Marco Carli. Un weekend vissuto come una vigilia, mentre le altre, tranne il Trapani, sono scese in campo. La partita di martedì al Massimino con il Cerignola è per il Catania il primo di una serie di impegni ravvicinati, con i rossazzurri chiamati a giocare anche 3 match infrasettimanali, il primo appunto con i pugliesi, il secondo sempre in casa col Trapani, subito dopo l'altra sfida regionale in trasferta a Siracusa. Sono solo le prime 3 partite del Tour de Force con il Trapani, che sarà anche arbitro della sfida al vertice, visto che martedì ospiterà il Benevento al Provinciale e dopo una settimana troverà il Catania al Massimino. Incroci del calendario. Ballottaggi invece in campo per la sfida col Cerignola. Ad esempio nel ruolo di centrale di difesa a destra fra Pieracini e Ierardi. Carnieluti andrà in mezzo, Concelli a sinistra. Rientrerà dal primo Donnarumma sull'esterno di sinistra e a destra tornerà a Casasola dopo la squalifica. Di Noi e Corbari si contendono la maglia centrocampo e poi lì davanti l'abbondanza, di sicuro sulla tre quarti dove scalpita Bruzzaniti con lunette d'ausilio pronti come sempre all'impiego. Nel ruolo di attaccante favorito forte, ma in 7 partite così ravvicinate, anche lì previsto turnover. I prossimi giorni, forse già lunedì, visto che la scadenza è il 10, saranno decisivi per il centro sportivo con il versamento del saldo e la conseguente chiusura dell'acquisizione di Torre del Grifo. Ma per queste operazioni non è necessaria la presenza fisica di Pelligra, che, impegni di lavoro permettendo, dovrebbe essere a Catania nella seconda metà di febbraio con l'obiettivo di assistere a partite interne in programma in quel periodo, come il match col Giuliano di domenica 22 e con meno probabilità, anche se il tentativo sarà fatto, la gara con il Trapani del 18. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14 e vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. Buona giornata.